Abbiamo raggiunto il centro aziendale, qua siamo a pochi passi da Sestola, al comune dell'Appennino. Lei è Laura Merlini, sorella di Samuele, che abbiamo lasciato poco fa. Buongiorno Laura, stai raccogliendo in questo momento le more selvatiche coltivate in questo caso. Sì, infatti non hanno le spine, ne sono molto più grosse. Allora Laura, tu in questo momento sono le more, però hai anche altri frutti, piccoli frutti che vengono coltivati in azienda. Raccontaci un po' una cosa di cui non abbiamo parlato con tuo fratello. Sì. Da quanto tempo avete iniziato questa attività di coltivazione di piccoli frutti? Allora, noi abbiamo iniziato ufficialmente nel 2021, abbiamo aperto la nostra attività. Però diciamo come idea, come progetto, un po' nelle nostre menti è nato molto molto prima, ecco, perché noi siamo comunque cresciuti qua e il primo filare di lampone insomma c'era nel 2014, è stato proprio quell'anno in cui io e Sam abbiamo pensato ma perché non lo allunghiamo, perché non ne facciamo un altro? Quindi insomma molto tempo prima insomma, della nascita proprio dell'azienda avevamo già insomma, espresso le nostre passioni per questa attività. L'azienda era di proprietà vostra, di famiglia, oppure è una cosa che avete fatto, diciamo costruito? Che noi siamo cresciuti in questa azienda agricola della nostra famiglia, però che era più zootecnica, cioè è più zootecnica, è ancora esistente e quindi ci sono le mucche per il parmigiano reggiano. Poi avete creato una vostra impresa. Noi sì, siamo partiti sulle cose che c'erano già comunque qua, c'erano i lamponi, c'erano le api, insomma si faceva il pane, il formaggio, quindi si facevano già tante altre cose. Però erano un po' di contorno, ecco, forse nella realtà dei nostri genitori. E noi abbiamo detto perché invece non facciamo di quelle cose la nostra attività, quindi abbiamo scelto di non continuare la parte zootecnica ma di continuare tutta questa parte di piccole produzioni, quindi produzione di piccoli frutti, il miele, i cereali. Questa è stata la vostra prima esperienza lavorativa oppure avete avuto altre attività? Io che Sam abbiamo fatto esperienze nostre, abbiamo fatto anche altri studi, io ho studiato scienze dell'educazione e infatti faccio anche l'educatrice comunque anche adesso. Quindi continuo anche quella parte lì di attività che comunque mi piace, mi dà soddisfazione, quindi insomma continuo anche quello. Com'è l'annata quest'anno di questi piccoli frutti? Ma allora, ogni anno davvero è diverso dall'altro, ecco. Noi sicuramente sulla parte coltivata, che è diversa dal mirtillo, e magari Sam vi ha già parlato del mirtillo, è tutta un'altra storia perché lì non lo coltiviamo. Su quello che coltiviamo noi diciamo che quest'anno non possiamo troppo lamentarci perché l'anno scorso abbiamo avuto un problema, nel senso una malattia al lamponeto, infatti se vedete qua c'è tutta una parte dove non ci sono più i filari di lampone, abbiamo dovuto toglierli tutto perché si sono proprio seccati. Quindi l'anno scorso è stato abbastanza tragico. Quest'anno diciamo che le piante che sono sopravvissute stanno continuando a essere vive e anzi hanno dato tanto frutto, quindi comunque rispetto all'anno scorso non possiamo lamentarci. Le more sono stupende come potete vedere, sono davvero fantastiche, quindi diciamo che sul lamponeto quest'anno non è andata male. Ovvio che comunque vanno poi dopo rimesse tutte le piante, dobbiamo insomma rinvigorirlo tutto il lamponeto, quindi insomma quest'anno comunque è un anno di ripresa, ecco, ci auguriamo che il prossimo anno vada ancora meglio. La destinazione di questi frutti? Allora, noi vendiamo soprattutto ai mercati qui in zona, quindi facciamo il mercato contadino a Sestola, poi invece la domenica d'estate andiamo su a Rifugio Taburri, quindi d'estate abbiamo i vari mercatini, poi facciamo le attività in azienda il sabato e quindi ci sono tante persone che passano da qui e quindi anche in quel momento lì. E soprattutto il sabato facciamo l'autoraccolta, che insomma è una cosa che piace molto, soprattutto alle famiglie, e vengono le famiglie con i bimbi soprattutto e girano nel lamponeto a raccogliere insomma loro stessi la frutta che poi dopo porteranno a casa. Oggi non è sabato, però vediamo che c'è una raccoglitrice. Abbiamo una raccoglitrice, Laura, lei però non è una turista, è una nostra woofer, perché siamo da un po' di anni dentro anche il circuito woofing, che insomma è un'associazione molto bella che dà la possibilità di fare questo scambio di lavoro, esperienza. Noi diamo vitto e alloggio, loro in cambio ci danno insomma le loro mani, il loro tempo, il loro lavoro. Per raccogliere in questo caso. Ci fai vedere quello che resta dei lamponi? Sì, certo. Laura, questi lamponeto vedo che c'è una specie di flacone, una sorta di trappola per catturare i parassiti? Sì, questa è proprio una trappola naturale per la drosofila.
Ne abbiamo parlato, infatti, che anche qui comincia a dare danni importanti. Sì, assolutamente, perché gli piacciono molto i frutti rossi, quindi diciamo che i nostri frutti sono proprio E cosa attaccati. contiene questa Contiene trappola? aceto di mele, zucchero e vino rosso. Tutto naturale, loro Tutto sono super attirate, naturale. vanno dentro e un po' Sono i cercano di buchini preservare. piccolini, quindi non c'entrano altri insetti, ovviamente, perché è importante poi non attirare altri insetti, invece impollinatori importanti, invece entrano solo le moschine piccoline che rimangono lì, diciamo, intrappolate. Beh, quelli sono belli grossi, Questi sono stupendi. Vediamo, perfetto. Uno, raccolgo, guarda. Puoi anche massaggiarlo se vuoi. Laura, tutti gli anni questi lamponi vengono potati alla base per poi ricrescere e fruttificare durante tutto l'anno, Sì, è giusto? diciamo che le lampone, abbiamo alcune varietà di lampone, alcune unifere, alcune rifiorenti. Le piante rifiorenti vanno potate 2 volte l'anno. Come vedete adesso queste piante, questi fusti sono nati, sono belli verdi, sono nati quest'anno. Stanno facendo il frutto nella parte alta e fruttificherà adesso, fine agosto e andrà avanti anche fino a novembre. Quindi fino a novembre si può raccogliere ancora qualche lampone? I lamponi rifiorenti vanno avanti, se la stagione regge, diciamo fino a novembre. Poi dopo andremo a potarli solo nella parte alta dove ha fruttificato in inverno e il prossimo anno, verso fine giugno, fruttificherà nel resto del tralcio. Avete anche un'attività di apicoltura? Sì. Vedo qualche arnia in giro? O Sì. le lasciate anche, fate un po' di transumanza oppure sono... Allora, abbiamo 5 apiari, diciamo, e facciamo un po' di nomadismo. Non tantissimo, perché diciamo qua le fioriture poi principali per cui ti puoi spostare sono l'acacia e il castagno. Però noi, mettendo già, diciamo, i nostri apiari fissi dove c'è già una buona fioritura di acacia e un altro dove c'è già una buona fioritura di castagno, riusciamo a non fare troppo nomadismo. Quindi comunque quest'anno infatti l'abbiamo fatto molto poco. Abbiamo 5 apiari diversi, in 5 postazioni diverse, sempre qua, insomma, diciamo nella nostra valle, alcuni un po' più alti, alcuni un po' più bassi, e quindi riusciamo a coprire le nostre fioriture, che appunto sono principalmente, quelle principali sono acacio e castagna, e poi ci sono tutte insomma, le fioriture dal tarassaco, insomma l'edera. Senti, io vedo che lì avete una sorta di punto di ritrovo, no? Sì. Serve questo per i vostri, diciamo, avventori, vengono qua e al sabato fanno l'autoraccolta. Esattamente, lo stiamo sistemando sempre di più, adesso è diventato proprio una sorta di negozietto, perché non abbiamo un punto vendita ancora, ma quello funge da quest'anno da punto vendita, ecco. Quindi soprattutto il sabato, però anche altri giorni su prenotazione, le persone arrivano e possono acquistare i nostri prodotti oppure fare le attività che proponiamo, perché appunto soprattutto il sabato proponiamo diverse cose, dallo yoga alla colazione la mattina. Quindi facciamo yoga lassù, abbiamo un pratino molto pari e panoramico, e dopo offriamo la nostra colazione con i nostri prodotti, e sempre appunto il sabato l'autoraccolta o anche le visite in apiario e poi l'agri-aperitivo. Quindi insomma è il caso di dire, lo dicevo prima con Samuele, la vostra è un'azienda multifunzionale, quindi non è solo produzione e raccolta, ma sono anche attività didattiche in questo caso e attività ricreative che voi svolgete con i vostri, diciamo, estimatori, dico, perché comunque insomma è un'attività che piace, e quindi vedo che avete anche questi buffer che vengono da parecchie parti del mondo e dell'Italia, quindi evidentemente insomma siete anche conosciuti. Senti, in laboratorio cosa fate? Fate qualcosina? Invasate il miele ad esempio? Sì, il laboratorio parte proprio come laboratorio di smelatura e quindi facciamo tutto il processo della smelatura e poi di invasettamento del miele, e funge un po' anche, abbiamo anche il magazzino, insomma, dove stocchiamo tutte le marmellate, tutto il miele, tutto insomma i nostri prodotti. Laura, noi vorremmo chiudere questo approfondimento che abbiamo fatto proprio con il vostro miele. Ci fai vedere come va invasettato? Andiamo in laboratorio? Andiamo in laboratorio. Bene. Laura, questi sono tellaietti ancora da smielare, no? Quindi Sì, tu fai questa operazione, la fai tutto in un momento, quindi anche la cacia che avevi prodotto qualche mese fa a giugno e adesso questo è invece l'estivo, diciamo il millefiori estivo e il castagno. Quindi adesso abbiamo alcuni melari che sono castagno, altri sono più millefiori, e adesso i prossimi giorni, proprio questione di giorni, andiamo a smielarli. Qualche ape è rimasta a presidiare qua. Qualche ape è rimasta qua, adesso pian pianino le faremo uscire. E poi si invasetta là, c'è il maturatore in modo tale che
Vediamo un vasetto e Sì? poi dopo ti lasciamo perché vedo che sei molto impegnata, hai molta attività in questo impegnata. momento. Eccolo qua, questo che miele è? Questo è il millefiori È il primaverile, millefiore che abbiamo primaverile. smelato a giugno. Quindi tutto naturale e naturalmente nell'inverno col freddo come tutti i mieli un po' tende a cristallizzare, a Sì, parte dipende dalla l'acacia. percentuale infatti di acacia che ci sarà dentro, ecco. Perché se c'è molta acacia ovviamente cristallizzerà di meno. Però c'è comunque anche il tarassaco invece tende a cristallizzare. Maggiormente. La vostra è un'azienda completamente biologica, Sì. abbiamo Assolutamente detto. biologica, sì, poi però certifichiamo il lampone fresco, il miele non abbiamo scelto di non certificarlo biologico, però sì, assolutamente sì. Viene tappato, poi ci sarà la sua confezione, L'etichetta e il sigillo di garanzia. è a posto. Questo. Laura, noi ti ringraziamo, ci hai fatto vedere tante cose, tu Grazie e a anche tuo voi. fratello Samuele, abbiamo visto il coltivato, abbiamo visto lo spontaneo, abbiamo fatto anche una bella passeggiata sul Monte Cimone. Ci fermiamo per un po' di pubblicità e ci troviamo tra un po'. Grazie. Ciao.